Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4 autovetture di lusso importate in contrabbando a Treviso, Venezia, Modena e Roma. I 4 proprietari conducenti dei 4 veicoli fermati dalle Fiamme Gialle a Mogliano Veneto nei pressi del casello autostradale Venezia Est. Tutti i particolari dell'operazione nel nostro sito notizieplus.it. E ieri in Rio della Verona, nei pressi del teatro La Fenice, una gondola con a bordo 4 turisti orientali è rovesciata in acqua. Stando alle ricostruzioni, la gondola era in procinto di passare sotto ad un ponte. I turisti, malgrado il gondoliere gridasse loro di non farlo, si sono spostati tutti su un lato per fare foto, facendo sbilanciare il peso della gondola stessa che si è rovesciata. Lo stesso gondoliere ha messo in salvo i turisti. Cambiamo argomento. Secondo la tradizionale indagine del Sole 24 Ore, giunta quest'anno alla sua 34esima edizione, la città metropolitana di Venezia si piazza al 32esimo posto tra le province italiane per qualità della vita. Rispetto alla scorsa indagine ha perso 12 posizioni. Nella classifica il primo posto è occupato per la prima volta da Udine, seguita da Bologna e Trento. Circa 5 quintali e mezzo di rifiuti sono stati recuperati ieri dai fondali dei canali di Venezia dai gondolieri sub. Tra questi, una base completa di un ombrellone professionale da un ristorante, uno smartphone di ultima generazione, una mezza caldaia, un monopattino, 2 eliche di barca, alcune grondaie e tubi di ferro, circa un'ottantina di copertoni di pneumatici, una lucidatrice e un grande cestino da rifiuti. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.